Non abbassare la guardia, è questo l'imperativo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della conferenza stampa di domenica scorsa per tutti i cittadini italiani. Con il coronavirus occorrerà convivere sino a quando non verrà trovato il vaccino che permetterà di debellare totalmente la pandemia che ha colpito l'intera umanità. Mascherina, ma anche guanti e gel dovranno essere le nostre compagne inseparabili ed occorrerà mantenere le distanze necessarie per evitare nuovi contagi, rinunciando ad abbracci e strette di mano. Purtuttavia, lentamente dal prossimo 4 maggio sarà comunque possibile uscire di casa per lavoro e fare acquisti. Potranno riaprire, oltre ai cantieri pubblici, anche quelli privati. Poi pian piano sarà il turno per parchi, negozi e ristoranti, ferme restando le norme base di sicurezza. Le varie categorie stanno stilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti. Nell'edilizia ripartono le attività produttive ed industriali votate all'esport e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa del dissesto idrogeologico. Tutto ciò prevede una serie di precauzioni, misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere, con pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni. Ripartono tutte le attività di manifattura, il commercio all'incrosso e i cantieri privati. Sarà consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio. Riparte l'attività motoria individuale, anche distante da casa. Dal prossimo 4 maggio via libera anche agli allenamenti per i professionisti, per quanto riguarda le discipline individuali. Per gli sport di squadra, invece, l'orientamento è quello di attendere il 18 di maggio. Rimangono chiuse le aree per i bambini, mentre per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti si dovrà attendere il 1° giugno. Il 18 giugno invece riapriranno i musei, mentre i ristoranti il 1° di giugno. Ma si dovranno rispettare determinate misure di sicurezza, e cioè 1 metro di distanza tra i tavoli, porte di ingresso e uscita differenziata, pagamenti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sanificazione. Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni di famiglia. Rimane obbligatoria l'autocertificazione per gli spostamenti nel comune. Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Per quanto concerne i funerali, dal 4 maggio saranno permessi, ma con la sola presenza dei familiari del defunto, per un massimo di 15 persone. Niente messe. Infine, le scuole riapriranno i battenti in settembre. Il governo sta lavorando per definire le modalità per far svolgere in presenza, ma in piena sicurezza, gli esami di Stato. Sollecito a parlare della scuola, è un capitolo importante. Allora su questo vorrei dire, ragionevolmente avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico e lo voglio anche spiegare perché. Adesso ne abbiamo riflettuto a lungo con la Ministra Azzolina, con gli altri componenti del Governo e col Comitato Tecnico Scientifico. È molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, col diritto alla salute, anche perché il rischio è elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio nel caso in cui dovessimo riaprire le scuole, quantomeno in questa fase. Ci dicono tutti gli studi, tutte le raccomandazioni degli scienziati e degli esperti che avremo una nuova esplosione probabilmente nel giro di 1 o 2 settimane. E allora non possiamo permettercelo, tenendo anche conto che l'età media del nostro personale docente nelle scuole è forse la più elevata addirittura in Europa. Quindi effettivamente c'è una situazione di rischio. In questo momento noi abbiamo elaborato, con l'aiuto della task force del dottor Colao, del Comitato Tecnico Scientifico,
un rischio calcolato. Questo rischio non sarebbe più calcolato se noi aprissimo anche le scuole. Questo però, attenzione, cosa significa? Che rimaniamo inerti? No. La Ministra Azzolina sta lavorando per l'organizzazione necessaria per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. Tra l'altro devo ringraziare a nome del Governo e mio personale tutto il comparto della scuola, tutte le componenti della scuola. Sono state messe di fronte a questa sfida inopinata, tutti quanti non ce l'aspettavamo, hanno dimostrato grandissima resilienza. Mediamente sta funzionando l'attività didattica a distanza, mediamente bene, e veramente va a tutti il mio personale ringraziamento. Adesso, tra le cose più immediate che dovranno essere decise dalla Ministra Azzolina è gli esami di Stato. Abbiamo fatto una scelta e si farà di tutto per realizzarla, e cioè consentire l'esame di Stato a tutti gli studenti interessati in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza. Un altro messaggio che voglio lanciare prima di venire alla sua domanda al mondo della scuola è che il Governo ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni. Ha assunto l'impegno di far svolgere i concorsi per assumere 24.000 insegnanti precari e 36.000 giovani aspiranti. Ecco, noi riteniamo che sia importante portare questo impegno a termine nell'interesse di questa platea che è così importante per rafforzare l'offerta e potenziare l'offerta didattica. C'è qualche dubbio, c'è qualche perplessità da parte di alcune componenti, ma io invito a considerare, a non perdere questa occasione. Detto questo, è chiaro che le famiglie possono incontrare delle difficoltà, le abbiamo già sperimentato con le scuole chiuse. Adesso tanto più che riaprendo alla manifattura, riaprendo alle costruzioni, ci potranno essere più lavoratori che ovviamente saranno chiamati a andare a spostarsi nei luoghi di lavoro. Però sicuramente stiamo cercando di mettere a punto ulteriori misure. Riproporremo senz'altro il congedo straordinario, il bonus babysitting. Non è la risoluzione di tutti i problemi, ma sicuramente cercheremo di creare un circuito di solidarietà anche per favorire le famiglie maggiormente in difficoltà.